Nella corsa alle elezioni regionali siciliane del prossimo 5 novembre si aggiunge un nuovo movimento. Si tratta di Unione Cristiana, presieduta a livello nazionale dal senatore della Repubblica Domenico Scilipoti Sgro. Basato sui principi della morale e del cristianesimo, Unione Cristiana nasce con l'obiettivo di raggruppare le forze dei membri delle chiese cristiane e tutte le forze sane del territorio che si riconoscono nei principi cristiani promossi dal movimento per impegnarle nella vita sociale e politica del nostro paese. Secondo il movimento ed il suo presidente è fondamentale infatti che l'azione politica sia esercitata da uomini e donne sensibili ai valori cristiani, perché la loro presenza in ambito politico costituisce un valore aggiunto da promuovere per il benessere socio-economico della società. Il prossimo 22 luglio si terrà la prima assemblea regionale del movimento in Sicilia. L'incontro verrà ospitato nei locali della chiesa Ebenezer di Ficarazzi, in provincia di Palermo, e si terrà dalle ore 9:30 alle ore 16:30. Per l'occasione sarà presente il presidente nazionale di Unione Cristiana, il senatore Scilipoti, e il responsabile regionale, dottor Vincenzo Napoli. L'evento avrà lo scopo di fare conoscere l'iniziativa proposta dal movimento, spiegandone finalità e modalità di attuazione. Nel corso della giornata, durante un seminario di studio, verrà data la parola anche ai responsabili provinciali di Unione Cristiana e sarà affrontato pure il tema il ruolo del cristiano nel campo politico e amministrativo. Non mancheranno momenti di confronto e discussione sui temi spirituali e sul lavoro che tutti i credenti possono portare avanti anche nella guida del nostro paese, avendo come base i sani principi scritturali della Bibbia. Il senatore Scilipoti Sgro e i responsabili del progetto sono impegnati in tutta Italia in incontri con varie realtà per fare conoscere la proposta politica, sociale e spirituale di Unione Cristiana. A breve partirà anche un tour che toccherà tantissime città italiane. Senatore Domenico Scilipoti Sgro, cos'è Unione Cristiana e qual è il progetto? Unione Cristiana è un movimento di pensiero che vuole essere valore aggiunto all'interno della politica nazionale. I temi che noi vogliamo affrontare e cercare di risolvere in modo dignitoso sono le problematiche che affliggono il cittadino italiano, le criticità bancarie, l'attività migratorie, e un altro tema importante che dovremmo affrontare è il lavoro per tutti. Noi dobbiamo dare lavoro a chi non ce l'ha, ma dobbiamo dare anche un aiuto a coloro i quali non sono in condizione di poter lavorare. Noi dobbiamo dare risposte reali e concrete, non perdendoci nelle discussioni, ma analizzando i problemi e trovando soluzioni, con il cuore cristiano, ma con la competenza di coloro i quali conoscono i problemi e sanno come realizzare fatti concreti per venire fuori dalle difficoltà della quotidianità che questo Paese sta vivendo oggi. Senatore, ha parlato di migrazione, qual è la risposta di Unione Cristiana? La risposta è creare le condizioni che ognuno viva bene all'interno del proprio territorio. Nel Nord Africa, nel Centro Africa, dobbiamo collaborare affinché si possano trovare risorse alimentari, risorse idriche e aiutare quei governi che hanno difficoltà ad amministrare in modo democratico. Noi dobbiamo essere d'aiuto, investire in quei paesi e cercare di trovare soluzione alle problematiche che affliggono i nostri fratelli. Ognuno deve vivere a casa propria nel miglior modo possibile. Se poi ci dovessero essere delle persone che vogliono venire in Italia o in Europa, dobbiamo creare le condizioni affinché queste persone possano vivere bene e non creando nessun problema a coloro i quali vivono nel territorio italiano e europeo, e affinché sia coloro i quali arrivano e coloro i quali vivono in questi territori si possano amalgamare e vivere come fratelli nell'interesse comune, rispettandosi gli uni con gli altri. Per Unione Cristiana no al semplice reddito di cittadinanza, sì al lavoro che nobilita l'uomo. Il reddito di cittadinanza non ci appartiene, noi dobbiamo dare
lavoro, perché il lavoro nobilita l'uomo, ma dobbiamo aiutare coloro i quali non sono in condizione di lavorare. Questo è il nostro compito. Il nostro compito è essere valori aggiunti, il nostro compito è avere il cuore di Cristo, ma la competenza dell'uomo per poter amministrare seriamente nell'interesse del Paese Italia e nell'interesse dei figli di Dio. La salute è un altro argomento a cuore di questo movimento. Sicuramente sì. Sanità significa sanità non di produttività, ma sanità di aiuto, di solidarietà. Dobbiamo ritornare alla sanità come solidarietà e non come produttività. Dobbiamo aiutare coloro i quali non sono in condizione di poter usufruire di una sanità all'avanguardia e dobbiamo mettere nelle condizioni che tutti gli italiani abbiano un servizio sanitario funzionante e qualificato. Linda Petruzzella, donna, madre, lavoratrice, qual è il ruolo della donna per Unione Cristiana? Beh, la donna da sempre, sappiamo, ha avuto un ruolo fondamentale all'interno della famiglia e all'interno della società, un ruolo sicuramente insostituibile. È vero, negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 50 anni, questo ruolo un po' si è modificato, la donna ha acquisito notevoli diritti, si è emancipata, comunque il suo ruolo rimane insostituibile all'interno della famiglia e all'interno della società. Non dimentichiamoci che è proprio all'interno del nucleo familiare che formiamo le future generazioni. Quindi l'apporto che viene dato dalla donna, dalla madre, è davvero un apporto che ha un valore inestimabile. E di questo valore Unione Cristiana si vuole occupare, che sicuramente è un valore che deve essere riconosciuto anche dal punto di vista economico, per cui tutela dei diritti della donna, tutela del valore della donna inestimabile. Intanto la mattina di domenica 23 luglio alle ore 10:30 il senatore sarà presente a Favara in via Spagna presso la Chiesa Evangelica Internazionale curata dal pastore Giuseppe Dante. Nel pomeriggio alle ore 18 si sposterà a Caltanissetta presso la Chiesa Evangelica curata dalla pastora Nazarena Condemi nei locali dell'Istituto Conte Testa Secca in Viale della Regione numero 1.